A San Michele, Viale di Puglia, signor Franco Carta, 30 anni passati ad affettare carne e a vendere carne. Qual è l'aria che tira nel rione nel 2017? Ma l'aria che tira nel rione rispetto a 30 anni fa, quando io ho cominciato in macelleria, è un po' cambiata, nel senso che ad esempio oggi ci sono meno famiglie con figli e magari è più diventato un rione con molti studenti. Quindi da quel punto di vista, certo, l'attività un pochino ne ha risentito, si è dovuta un pochino adeguare ai giovani. Quindi da questo punto di vista questo cambiamento. Da altri punti di vista, ad esempio, io ritengo che il rione sia sempre abbastanza tranquillo, abbastanza vivibile, insomma non ci sono grossi problemi. San Michele è un rione periferico, lo dice la storia, anche la posizione proprio geografica qua a Cagliari. È anche un po' un rione delle contraddizioni, perché certo si sta bene, però si potrebbe stare meglio, la crisi morde assolutamente anche qua, il lavoro è una chimera. Dal suo punto di vista, c'è qualcosa che si potrebbe fare? Un consiglio, una proposta che lei lancia alle istituzioni per provare a ravvivare anche San Michele, il rione che ha migliaia di abitanti? Ma per questo è un po' difficile dare una risposta, perché ci sono gli enti preposti e in primo luogo la politica, che dovrebbe dare una risposta un pochino più incisiva a questo che abbiamo appena detto. Lei ha uno sguardo molto lungo sul quartiere, 30 anni, sì. Quindi magari un consiglio, due consigli, se li sente di darli, qualcosa da fare. È un po' difficile, però sicuramente penso che il problema maggiore è sempre il lavoro in questo rione, quindi possibilmente creare del lavoro possibilmente stabile, però sapere come non è compito certo del macellaio. È compito, come ho detto prima, delle istituzioni, insomma di chi ha potere per poter risolvere questi problemi. A proposito del suo lavoro, con la crisi che c'è, anche acquistare carne è diventato un lusso? Allora, acquistare carne per molti è diventato un lusso, se non magari si possono rivolgere, che ne so, all'acquisto invece delle carni più pregiate, che possono essere la carne di vitello o di manzo, si rivolgono più al pollo, al pollame, che in genere costa molto meno. Sì, ne abbiamo risentito, da questo punto di vista abbiamo risentito della crisi. Quindi la crisi modifica anche l'alimentazione degli abitanti a San Michele? Diciamo di sì. Diciamo di sì, San Michele è un quartiere dove magari è facile vedere anche dei ragazzini molto obesi, appunto dipende dal fatto che è un'alimentazione sbagliata, dovuta anche forse, oltre che, per carità, all'ignoranza che c'è un pochino in tutti i quartieri, ma anche alla possibilità di acquistare dei prodotti a basso costo e quindi non salutari per le persone. Lei ha comunque una clientela composta da persone un po' di tutte le età. Tra una chiacchiera e l'altra, quali sono i problemi che emergono, se ci sono problemi che emergono? I problemi che emergono in questo quartiere, ripeto, essendo un quartiere popolato ormai da molti studenti e molti anziani, il problema è che l'anziano deve uscire a fare la spesa e dovrebbe avere sicuramente un aiuto anche, che ne so, per essere accompagnato, per far sì che la spesa gli venga recapitata a casa. Cerchiamo, io lavoro con mia moglie e c'è cioè mia moglie si adopera anche in questo senso, però logicamente non devo essere io a dover dare questo servizio. Cioè, l'anziano ha bisogno di un supporto, ripeto, da parte del pubblico.